Ore calde sul filo del rasoio. Luca Zaia racconta così l'emergenza Covid in questi giorni. Siamo sul filo di rasoio rispetto ai numeri che si elaborano. La zona rossa scatta quando l'R/T, l'indice di contagiosità, sfonda l'1,25%. In Veneto possibile, plausibile, se la curva continua a crescere a questa velocità. Le restrizioni sì, sono pesanti, ma un liberi tutti sarebbe ancora più dannoso. Noi sappiamo che se apriamo, cioè che se c'è il liberi tutti, avremo un punto oltre il quale non possiamo andare con i ricoveri. Cioè ci saranno cittadini che non avranno più la possibilità di essere curati. Dico, eticamente e moralmente è difficile da affrontare, non lo so neanche socialmente se tutti sono disposti ad accettare questo rischio. Capitolo vaccini, il Veneto sta lavorando a un protocollo che verrà presentato martedì prossimo per le vaccinazioni aziendali. Capite che a questo punto, come si può dire, si crea un network dove queste realtà, rispettando un protocollo che noi diamo, diciamo, di vaccinazione, lo faranno autonomamente, cioè noi consegniamo il vaccino, dovranno avere un medico che sarà, che so, il medico del lavoro loro, piuttosto che un medico in pensione, un medico che insomma va in accordo con loro e praticheranno le vaccinazioni.